Ben ritrovati dalla redazione. Doveva essere una spensierata gita scolastica a Firenze e si è trasformata in un incubo per 18 studenti friulani dell'Istituto Tecnico Zanon di Udine. Alcuni sono finiti al pronto soccorso. Tutto era filato liscio fino al momento di rincasare. I ragazzi di due classi terze durante il viaggio di ritorno in treno hanno iniziato ad accusare gravi disturbi gastrointestinali riconducibili, si è scoperto poi, a una intossicazione alimentare. Gli studenti accompagnati dagli insegnanti erano partiti il giorno di Pasquetta per un viaggio di istruzione nel capoluogo toscano. Nella serata di giovedì, a bordo del treno diretto a Udine, 18 dei 28 ragazzi hanno cominciato a sentirsi male e ad accusare forti dolori addominali con vomito, diarrea e febbre. Nel pomeriggio di ieri, all'altezza del Molo G a Trieste, alla fine dei Topolini e verso il bivio di Miramare, scontro tra uno scooter ed un'auto. Ad avere la peggio è stato un uomo del 1969 che era alla guida delle a due ruote. Intervenuti i sanitari del 118 hanno trasportato l'uomo in codice giallo per la rottura del femore a Cattinara. Il sinistro ha causato forti disagi al traffico, tenuto conto della grande affluenza di persone grazie alla giornata soleggiata. I primi 3 mesi dell'anno sono andati sopra media quanto a temperature. Aprile si è aperto secondo lo stesso trend, ma con un'anomalia, fa sapere ARPA FVG. Fa caldo infatti in montagna, una sorta di anticipo d'estate, non diversamente da quanto previsto in Alto Adige, dove ci si attendono 26 gradi di massima in un contesto di zero termico oltre 4.000 metri. Nel pomeriggio di ieri, non a caso a Fusine c'erano 24,5 gradi, a Tarvisio 20, più o meno come a Udine, mentre a Trieste si viaggiava intorno ai 16 gradi. Sono 850.000 gli euro messi sul piatto dalla Regione per sostenere le spese per la realizzazione di servizi aggiuntivi marittimi stagionali, compresi quelli fluviali e lagunari, al fine di consolidare e potenziare l'offerta del trasporto passeggeri via acqua. Lo ha reso noto l'assessore regionale alle infrastrutture e al territorio Cristina Almirante, spiegando che le risorse assegnate con decreto si sommano a quanto già reso disponibile lo scorso anno per il 2024 ai comuni di Aquileia e Muggia per complessivi 500.000 euro. Sport basket, resiste il tabù trasferta, la pallacanestro Trieste dura 20 minuti con 3 assenti a Trapani. I biancorossi non hanno mai battuto una big fuori da Valmaura e contro gli Sharks la musica non cambia, debutta a Menalo, non giocano Brooks e Filloio oltre a Vildera. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: oggi cielo sereno poco nuvoloso sull'alta pianura a ridosso delle prealpi, possibile cielo variabile con foschia, nelle ore notturne possibile presenza di nebbia in pianura, temperature massime in ulteriore aumento, specie in quota nel fondovalle tarvisiano, dove i valori saranno molto al di sopra della media del periodo, 20 a regime di Brezza. Temperature minime in pianura fra 8 e 11 gradi, le massime fra 22 e 26, sulla costa minime fra 11 e 14, le massime fra 16 e 19 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito, a più tardi.